ha dichiarato che finalmente si sente libera, libera di poter decidere, affermando che ha avuto una vita molto felice e morirà felice quando sarà il momento. Sono queste le parole che Gloria, signora veneta di 78 anni, paziente oncologica, ha affidato all'avvocato Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, dopo aver ricevuto il via libera al suicidio medicalmente assistito da parte dell'azienda sanitaria regionale e del comitato etico. Potrà essere Gloria stessa a decidere quando sarà l'ora di dire basta. È il secondo caso in Veneto, dopo quello del vicentino Stefano Geller, affetto da distrofia muscolare, il quarto in tutta Italia dal 2019. La procedura per Gloria, nome di fantasia, è iniziata nel novembre 2022 con l'autorità sanitaria che ha attivato un'equipe multidisciplinare, così come previsto dalla cosiddetta sentenza Cappato emessa 4 anni fa dalla Consulta. Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale rende non punibile l'aiuto al suicidio medicalmente assistito quando il malato è un malato che ha una patologia irreversibile, che produce sofferenze che la persona reputa intollerabili e mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale ed è completamente capace di autodeterminarsi. Tutte circostanze che nel caso di Gloria sono state verificate così come sono state fissate scrupolosamente le tappe del passaggio. Non c'è personale medico disponibile, ma macchinario e farmaco saranno forniti dall'azienda sanitaria e la signora si avvarrà di un medico di fiducia e saranno forniti presso il domicilio perché la signora ha scelto che quando sarà il momento avverrà tutto presso il suo domicilio. Parla di esempio veneto Filomena Gallo, ringraziando lo stesso Luca Zaia per la sensibilità sul tema, e questo di fronte a tante regioni che invece non stanno adempiendo, dalle Marche all'Umbria. Ma al di là della politica restano le persone. Gallo è in continuo contatto con Gloria. È emozionata, è contenta perché sa di aver ottenuto qualcosa che potrà rinviare, potrà aspettare fino all'ultimo momento e non è costretta ad andare all'estero e privarsi dei suoi cari e potrà restare nel suo mondo, quello dove ha vissuto per 78 anni. Ripete anche che è importante che le persone sappiano, conoscano i loro diritti e lei è orgogliosa di essere una cittadina veneta.